Sì, allora noi siamo intervenuti nell'azienda, diciamo, collocata qui nella zona di Motta di Livenza dalle ore 2:30 di questa mattina. Subito dalle prime, diciamo, telefonate che sono arrivate alla sala operativa nostra, abbiamo mobilitato tutto il dispositivo di soccorso, quindi tutte le squadre di Motta, Conegliano, Treviso e più le limitrofe di San Donà di Piave e della centrale di Mestre si sono recate per iniziare le opere di spegnimento. Opere di spegnimento che sono ancora tuttora in corso, gran parte dell'incendio è stato circoscritto, resta da fare le opere di bonifica e di conclusione dell'intervento, a cui poi seguiranno le attività di polizia giudiziaria. State operando su una superficie di 20.000 metri quadrati. Sì, esattamente, sono circa 20.000 metri quadrati e abbiamo, eh, proprio per la complessità, perché all'interno di questa area sono presenti diverse attività con diverse compartimentazioni diverse, pertanto abbiamo dovuto utilizzare numeroso personale, tra cui quindi circa una quarantina di uomini. Non sta aiutando il vento, pare. Assolutamente sì, rispetto alle prime ore del mattino, in cui siamo riusciti ad operare verosimilmente abbastanza bene, e adesso ci sono delle, diciamo, delle raffiche di vento che sicuramente non agevolano le operazioni di spegnimento.